Ora c'è grande attenzione e preoccupazione sul futuro di Veneto Banca, così il governatore Zaia che torna sulla situazione degli istituti popolari di credito veneti. Io sono azionista di tutte e due le banche, piccolissimo azionista. Auguro buon lavoro ai nuovi vertici, la regione è assolutamente a disposizione. Dico anche che noi ci aspettiamo da un lato un bel piano industriale che possa riportare queste banche con solidità sul mercato, recuperare la credibilità. Per Zaia, tra le priorità della nuova governance di Veneto Banca, la tutela del patrimonio di soci e cittadini. Ma poi si faccia anche chiarezza, perché azioni che passano da 60 euro a 0,10 centesimi o da 40,50 euro a 1 euro, mezzo euro, non lo sappiamo, 6 euro, sono azioni che comunque hanno avuto un crollo verticale, non giustificabile dai mercati, non giustificabile da molti fattori. E se lo sceriffo Gentilini non ha alcun dubbio sull'esito dell'azione di responsabilità? Il Veneto Banca è nata trevigiana e deve rimanere trevigiana e quindi gli industriali che stanno appoggiando questa lista sono quelli che salveranno anche i depositi e l'attività della Veneto Banca. Scetticismo invece da parte dell'avvocato Andrea Armand del Don Torta in merito a quanto accadrà da qui a un mese con l'aumento di capitale. Legittimato a proporre l'azione di responsabilità è l'istituto bancario e quindi l'eventuale somma ricavata andrà a favore dell'istituto e conseguenzialmente spalmata sull'intera massa delle azioni. Quindi l'azione non si concluderà di certo prima dell'aumento di capitale e a beneficiarne saranno vecchi soci e nuovi soci. Tra gli obiettivi del Don Torta la garanzia di tutela dei piccoli e medi risparmiatori. Far riavere i soldi ai soci truffati senza spendere un euro di avvocati, se prima c'erano dei paletti, adesso i paletti sono sicuramente inferiori.